30 sindaci da tutta la regione a Monfalcone per protestare contro i disservizi che imputano a Poste Italiane. Nel pomeriggio una trentina di sindaci da tutto il Friuli e Venezia Giulia col supporto dell'ANCI regionale ha manifestato davanti alle poste a Monfalcone per denunciare una serie di criticità in merito ai servizi postali sul territorio. Tra i problemi, ha detto il sindaco di Valvasone Marcus Maurmaier, delegato ANCI per i rapporti con Poste Italiane, quello sanitario, oltre che pratico, derivato dalle lunghe code cui sono costretti gli utenti, dice, a causa della riduzione degli orari degli sportelli e del minor numero di addetti. I sindaci denunciano anche la mancanza di sportelli ATM e un mancato adeguamento tecnologico. Poste Italiane, aggiungono, si è resa disponibile a un tavolo di confronto, diventato però, dice ancora il sindaco Maurmaier, una elencazione di buoni propositi mai concretizzati. Poste Italiane dal canto suo ribadisce che sin dai primi giorni della pandemia è sempre stata in prima fila con i suoi lavoratori nel garantire un servizio alla comunità. Attualmente, si legge in una nota di Poste Italiane, dei 331 uffici presenti sul territorio regionale, l'82%, ovvero 271 uffici, lavora con orario normale, soltanto il 18%, 60 uffici, è interessato da una temporanea rimodulazione oraria per l'emergenza pandemica. L'azienda assicura poi che sta proseguendo nel programma di graduale normalizzazione delle aperture.